È ben arrivata ad Agrigento, cioè praticamente da allora sono passati moltissimi anni, però sei stato sempre sul punto di venire all'Agrega, se però per un motivo o per un altro. Questa volta comunque ci sei riuscito. E direi finalmente. No, sono felice di questo perché, ripeto, sono ambizioso e quindi trovarmi in una società ambiziosa e che ha voglia di tornare nei campionati importanti mi dà un ulteriore stimolo per fare meglio il mio lavoro e quindi sono felice di questo. L'Agrega attualmente si trova ad un Emilio, o eccellenza o Serie B. Quali sono gli obiettivi in entrambi i campionati? Gli obiettivi sono che se dovessimo restare in eccellenza comunque dovremmo fare di tutto per passare nella categoria superiore, quindi è ovvio che si andrà a costruire una squadra che possa fare un campionato di vertice e provare a vincere il campionato e quindi, ripeto, sarà un obiettivo importante. Al contrario, se dovessi trovarti in Serie D probabilmente magari gli obiettivi saranno un tantino diversi e quindi occorrerebbe andare a fare una programmazione più o meno lungo termine e quindi fare un campionato di assestamento per poi eventualmente provare più là a fare qualcosa di più importante. Hai portato un collaboratore con te? Sì, si chiama Vincenzo Porretto, è una persona che ha lavorato sia con i giovani che con i grandi, quindi ha molta esperienza nei campionati dilettantistici. È stato anche lui un calciatore, un difensore che picchiava, però è una persona che si aggiorna, studia, mi collabora comunque durante il lavoro che svolgiamo settimanalmente. Poi a lui si affiancheranno Giovanni Costantino che allenerà i portieri e Salvo Munda che si occuperà della preparazione atletica. Sono persone che professionalmente sto conoscendo adesso, ho sentito parlare bene di loro, quindi ci siamo già sentiti, abbiamo parlato, ma quanto prima ci confronteremo ancora meglio di presenza e andando a discutere su quella che sarà l'evoluzione del campionato. I campionati sono dietro l'angolo. Quando pensate di iniziare la preparazione? Allora, noi stiamo cercando di organizzarci, speriamo di riuscirci e quindi partire la prima settimana di agosto, quindi con molta probabilità se riusciamo il 3 agosto dovremmo iniziare a lavorare. Quindi ancora c'è da stabilire la logistica, dipenderà molto comunque dalle strutture che possono o meno ospitarci. Decisione di Longo di non poter accettare nell'ottica di una potenziale Serie D, abbiamo dovuto cercare l'alternativa e l'unico nome che abbiamo cercato, perché non abbiamo fatto trattative davvero, vi prego di credermi, con altri allenatori, abbiamo cercato Ciccio Di Gaetano, lui già da subito aveva risposto presente, poi aspettavamo che maturassero le condizioni, ora sono arrivate, quindi abbiamo fatto firmare come giusto che sia e quindi l'abbiamo potuto annunciare con grande gioia perché si tratta di un allenatore che era abbastanza richiesto, è stato contattato da diverse società, un allenatore con un curriculum importante che sarebbe, intanto è una gioia per l'Agrigento perché ricambierà le orme del padre, che era molto legato, e per uno scherzo del destino nelle foto girano sui social e che lui porta sempre dietro, c'è una foto del 77-78 in cui si vede questo bambino di 5 anni che è lui in compagnia del padre, scherzo del destino l'ha voluto qua, quindi comunque sotto il profilo motivazionale secondo me è l'allenatore che ha la maggiore motivazione da venire qua, non è semplicemente per un fatto di lavoro ma proprio un legame che già c'era con la città di Agrigento e che ora si fortificherà. Poi parliamo di un profilo molto alto che ha la stima di fior di allenatori che hanno lavorato con lui, da Boscaglia a Cosmi ad altri che insomma ne hanno elogiato le doti, poi ripeto abbiamo vinto la concorrenza con altre società e siamo molto contenti perché abbiamo un allenatore che sarebbe un top per l'eccellenza, ma un ottimo allenatore anche per la Serie B, quindi nell'ottica della potenzialità delle due categorie è giusto, secondo noi abbiamo fatto la scelta migliore. A che punto è la questione del pescaggio? Noi entro domani mattina, forse in queste ore il segretario sta lavorando
Francesco Filippazza la Cremente l'aveva pure presentata, quindi non so dirvi, ma comunque entro domani mattina presenteremo la domanda di ripescaggio e noi abbiamo fatto presente alla Lega Nazionale Dilettanti che ci siamo. Aspettiamo che ci siano i posti. Io per mia natura sono un fiducioso e ritengo che ci siano le condizioni perché l'Agas il prossimo anno disputi la Serie D, perché ce lo meritiamo tutti, lo merita la città, anche la dirigenza, perché l'anno scorso non ci è stata data la possibilità di concludere il campionato. Io sono convinto che se fossimo concluso il campionato ce la saremmo giocati fino all'ultimo e magari avremmo conquistato la D. Non è stato possibile. Mi sta bene anche rientrare in D dalla finestra